Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti oggi. Oggi siamo qui in Consiglio regionale per la presentazione di un libro, che si immerge particolarmente all'interno di un racconto, dopo lo vedremo meglio con gli autori e con chi ha stimolato anche l'idea della realizzazione di questo libro, con l'Associazione dei Cavanisti, che è un'associazione che credo meriti anche l'idea di poter avere questo palco oggi e raccontare in una sede importante come quella del Consiglio regionale Veneto una storia che è più lunga di quello che in qualche modo, passandoci davanti, uno possa immaginare. Ho avuto modo di conoscere l'associazione, ho avuto modo di vedere anche alcune foto di come quei luoghi sono mutati nel tempo, ed è una storia interessantissima. Dopo il racconto di Giuliano ci farà capire anche quanto quello che è accaduto lì c'entra con quello che accadeva qui a Venezia e di come sia prettamente collegata l'idea di un territorio visto con occhi geografici, sociali e politici che non c'è più. Io non ho tanto da aggiungere, perché credo che sia doveroso più essere concentrati sulla presentazione del libro. Però mi permetto di fare un plauso all'operato dell'associazione, perché noi oggi diamo per scontato, quando passiamo davanti a quei luoghi, che quei luoghi siano puliti, siano ordinati e siano ben tenuti. Però purtroppo all'interno della nostra regione noi abbiamo tanti esempi di tanti argini, di tante rive che purtroppo, non avendo nessuno che le cura, nessuno che se ne occupa, ahimè diventano discariche, diventano luoghi dove in qualche modo vengono anche deturpati della loro bellezza, luoghi dove ci sono anche delle testimonianze storiche, delle testimonianze artistiche, delle testimonianze di primo livello, e che invece vengono a scomparire, vengono molto spesso ad essere distrutte o danneggiate, proprio perché in un territorio pieno di rive, fiumi e canali come il nostro, basta pensare alla straordinarietà della nostra laguna, molto spesso diventa difficile anche come realtà, come istituzioni, poterci essere vicino e tentare di tutelare tutto. Quindi questa associazione, nel fare una cosa bella, nel coltivare una passione, in qualche modo dà anche un'idea di ordine e riordino del territorio, che invito a tutti, se capitate da lì, da andare, dopo Gianni ci spiegherà bene dove si trovano e cosa fanno, invito tutti quanti di andare a visitare, perché guardate, sembra un giardino, un prato inglese, sembra quasi di essere all'interno di una villa veneta, ben curata e ben tenuta, solo che davanti ci sono tutte queste barche che sono affascinanti da vedere, e quindi una realtà anche che in questi anni ha saputo mettersi a disposizione della comunità, del territorio, aprendosi anche a un'idea non di conservazione con i cancelli chiusi, ma una realtà che si apre, dove le famiglie vanno, passeggiano, vivono un ambiente bello, pulito, salutare, grazie al lavoro dei volontari che lo mantengono bello, pulito e salutare. Oggi abbiamo il piacere di avere qui il sindaco di Mira, Marco Dori, che lo ringraziamo per essere venuto e per portare, oltre al saluto istituzionale, la sua presenza qui, che testimonia anche un legame tra il territorio di Mira e la realtà dei cavanisti. Abbiamo qui Gianni Rossato, che è il presidente dell'associazione, e dopo abbiamo Gianni Marchiori, che è il presidente dell'associazione, e dopo abbiamo Giuliano Rossato, che è lo scrittore, insieme alla dottoressa Patrizia Fiasconaro, che dopo ci presenterà il libro, e entreremo nel vivo e nel cuore, ecco, della giornata. Io chiudo, ho parlato anche troppo. Io chiederei al sindaco di Mira di darci un saluto e di dirci, insomma, la sua esperienza di Mira con questa associazione. Grazie. Grazie Jonathan, e ti ringrazio per questo invito in questa cornice così prestigiosa. Ringrazio insieme a te anche tutto il Consiglio regionale. Hai già introdotto bene due questioni. La prima è cosa sono oggi le cavane. Sono innanzitutto un simbolo del nostro territorio.
magari tanti non sanno come sono nate e cosa sono, però di sicuro lo identificano come un simbolo del territorio mirese, della Gronda lagunare, di Giare in particolar modo. E qui sappiamo c'è tutto un lavoro dietro che poi verremo tutti a conoscere con le prossime presentazioni. L'altra cosa importante è la mia esperienza da sindaco del comune di Mira in relazione alle cavane. Sono solo ricordi belli e positivi per un'altra questione che tu toccavi, che è quella dell'amore verso l'ambiente. Allora, personalmente ho partecipato alle giornate per l'ambiente, le giornate per la laguna. E cosa fanno i cavanisti? Scendono nelle loro barche, prendono il largo per andare a raccogliere i rifiuti abbandonati, perché noi siamo un comune di Gronda lagunare e siamo soprattutto bacino scolante. Allora il tema dei rifiuti abbandonati, dei rifiuti galleggianti, che visto che siamo in regione, mi vale la pena anche dirlo, più volte il comune di Mira ha sollevato come un tema comune, come un problema comune, i cavanisti, che non stanno mai con le mani in mano, hanno cercato di affrontarlo in una maniera pratica e quindi tutti insieme con le varie associazioni si ritrovano, una volta all'anno fanno questa mega raccolta di rifiuti che poi noi andiamo a conferire. Quindi vuol dire che c'è proprio un legame vero, sincero, autentico con l'ambiente che va costruito. L'ultimo pensiero è quello che sarà. Sono giorni, anni di scoperte importanti dal punto di vista storico, archeologico e paesaggistico sulla Gronda lagunare per Mira. Quindi parlo proprio a Giare di un sito dell'età del bronzo, rarissimo, a Dogaletto poco distante, visto che ci troviamo a Venezia, le origini di Venezia con Sant'Ilario. Quindi se noi mettiamo tutti insieme la presenza di custodi del territorio che esercitano da anni i cavanisti e queste scoperte, io credo che davanti a noi ci sia un futuro di collaborazione importante. In ultimo ringrazio, perché grazie a questo invito finalmente sono riuscito a essere presente alla presentazione di questo libro, perché purtroppo, lo ricordavo prima con il Presidente, ci sono state altre occasioni proprio a Mira seguitissime, in una c'era presente l'assessore Pesce, in un'altra il vice sindaco Bozzoni, io purtroppo non ero mai potuto essere, quindi di nuovo ti ringrazio per questo invito, perché oltre a essere contento di essere qui con voi, avrò anche modo di seguirvi nel racconto appassionato di questa vicenda. Grazie. Grazie. Grazie Marco, grazie al sindaco di Mira, grazie per essere venuto e grazie anche per aver testimoniato da attento amministratore le problematiche che molto spesso i comuni della Gronda lagunare si trovano ad avere e di come molto spesso questo impatto che c'è dal punto di vista naturale di quello che arriva non sia facile di gestione delle sole amministrazioni che insomma molto spesso si trovano a combattere con qualcosa più grande di loro e bene ha fatto il sindaco ad accendere i riflettori anche sul rapporto che c'è con il mondo associativo che molto spesso sopperisce anche lì dove il pubblico arretra. Io chiederei a questo punto a Gianni Marchiori, presidente dell'associazione, che ha chiesto insieme a Giuliano e alla dottoressa Patrizia Fesconaro, insomma, di scrivere questo libro, di mettere insieme un po' di idee, di produrre questo libro. Ecco, la mia domanda è chi siete voi dei cavanisti e perché avete avuto questa idea? Ecco. Adesso lo spiego in breve parole. Allora, buongiorno a tutti. Sono Gianni Marchiori, presidente dell'Associazione Sportiva Cavanisti di Mira, APS. Ringrazio il presidente del Consiglio regionale del Veneto e tutti voi per averci dato l'opportunità di presentare in questa sede la nostra pubblicazione Cavane. Come e da chi nasce questa idea per scrivere il libro Cavane? L'Associazione Sportiva Cavanisti di Mira, che ho la fortuna di rappresentare, nasce nel 1991 con una rifondazione poi nel 1993. Gli scopi per cui è nata e continua ad operare sono il mantenimento delle tradizioni e della cultura lagunare, il mantenimento delle strutture tipiche per il ricovero delle imbarcazioni, la tutela, il presidio e la vigilanza
di quella parte del territorio del comune di Mira, e precisamente la frazione di Giare, definito Gronda Lagunare, che confina direttamente con la laguna. La cura dell'ambiente con pulizia da rifiuti abbandonati e la piantumazione circa 5.000 alberi negli ultimi anni. La divulgazione e la promozione di tutto ciò che è strettamente legato al territorio lagunare. La valorizzazione delle tradizioni religiose con il presepe in Varena e la processione alla Madonna dei Cavanisti. Ed un'attenzione particolare al sociale, ai disabili, agli anziani e ai ragazzi, con iniziative e donazioni continue. Le persone che l'hanno costituita, pescatori, cacciatori, uomini amanti della laguna e delle tradizioni, ormai sono ultraottantenni e rischiavamo di perdere le testimonianze reali di chi aveva vissuto quei momenti intensi e travagliati, sfociati poi con la riqualificazione di un territorio e la conseguente ristrutturazione delle cabane che oggi si possono ammirare. L'esigenza di lasciare una traccia descritta dai protagonisti era un atto necessario per non perdere l'identità e quei valori che ci hanno trasmesso questi uomini, attenti e rispettosi dell'ambiente lagunare e vigili nel presidio di queste aree, ai confini tra laguna e terraferma. Il gruppo dirigente dell'Associazione Cavanisti di Mira e i soci tutti hanno fortemente voluto la creazione di questa opera ed hanno trovato in Giuliano Rossato, lo scrittore, nato e vissuto ai margini della laguna di Giare di Mira, la persona più idonea a raccontare la storia. La storia di un'associazione cresciuta in un contesto ambientale e lagunare difficile, dove però è riuscita con costante caparbietà a mettere le proprie radici da più di 30 anni, recuperando e trasformando un'area che prima era una discarica abusiva a cielo aperto, abbandonata e inutilizzata, in un'oasi di pace a disposizione di tutti i cittadini per passeggiare, praticare sport o semplicemente trascorrere qualche ora in relax, in un ambiente unico nel suo genere. Credo che questo libro sia la giusta ricompensa per tutti quegli uomini che in questi 30 anni hanno dedicato gratuitamente gran parte del loro tempo al mantenimento del territorio e alla conduzione di questa grande associazione che conta ormai più di 1000 soci. Grazie ancora e grazie. Grazie Gianni. Stai lì così dopo vi cambiate col relatore. Io vorrei ringraziare, ci ha appena raggiunto la vicepresidente del Consiglio regionale, la dottoressa, la consigliera Francesca Zottis, che ringraziamo per aver anche avuto un particolare interessamento con il patrocinio del libro, perché ricordiamoci che questo libro che stiamo presentando ha avuto il patrocinio del Comune di Mira e ha avuto il patrocinio del Consiglio regionale del Veneto, quindi proprio la sede dove ci troviamo oggi. Quindi nel ringraziare tutti i presenti, l'amico Maurizio Barberini, Pier Giorgio Fassini, insomma non li elenco tutti se no rubiamo tempo, insomma volevo ringraziare la vicepresidente e chiedergli magari se alla fine ci può portare un saluto della Presidenza del Consiglio, quindi arriverà tardi in sesta commissione e ci porterà il saluto della Presidenza del Consiglio. Giuliano, io sono venuto in Villa dei Leoni alla presentazione del libro e ho scoperto che quello che accadeva lì in qualche modo era la diretta conseguenza di quello che succedeva qui, dove siamo oggi, in Canal Grande. Quindi io darei la parola all'autore del libro, a Giuliano, persona molto legata al territorio di Giare, e quindi ecco, raccontaci Giuliano. Buongiorno a tutti. E continuano a dire che io sono uno scrittore, cosa che io non sono. Mi dispiace, però tutti quelli che dicono sei uno scrittore, non è vero. Praticamente mi piace scrivere, questo sì, mi piace raccontare le cose
successe proprio per quello che diceva anche Gianni, che se no vanno perdute. E mi dispiace, ma vista la mia veneranda età, io devo leggere, perché se no, se dovevo ricordarmi tutto, ma lo dico anche proprio per meglio parlare dei dettagli e il significato di ciò che ho scritto. Sono argomenti a cui tengo molto e che raccontano la storia del mio paese, dove sono nato e dove vivo attualmente. Ho scritto il libro, come descritto da Gianni, che con un incarico che ho accettato con entusiasmo e senso di responsabilità. Questo libro è un omaggio al mio paese, Zare, alle sue tradizioni e alla bellezza che lo caratterizza, in particolare alle cavane, simbolo della nostra cultura e del nostro legame col territorio lagunare. All'interno del libro ho voluto raccontare non solo delle cavane, ma anche ciò che circonda, descrivendo paesaggi, storie e aneddoti che fanno parte della nostra identità. Inoltre ho dato voce alla memoria storica attraverso le interviste dei passati presidenti, preziose testimonianze che arricchiscono il racconto con prospettive uniche e personali. L'obiettivo del libro è celebrare e preservare la nostra storia, condividendo con i lettori un patrimonio che merita di essere conosciuto e tramandato. Qui c'è un po' di amore per il mio paese, naturalmente. E appunto Zare. Zare, che è immersa nella campagna veneta, caratterizzata da terreni agricoli e corsi d'acqua. E il nome Zare deriva probabilmente, come detto da tanti, perché c'era la ghiaia e la Zara. È una località tranquilla, perfetta, per chi ama vivere in un ambiente rurale, ma vicino ai centri più grandi come Mira e Venezia. Durante il periodo d'oro della Repubblica di Venezia, il Brenta era frequentato da nobili che costruivano le loro ville lungo il fiume per sfuggire al caos cittadino. E non è da escludere che personaggi illustri abbiano attraversato o soggiornato nell'area delle Zare durante i loro viaggi verso le ville venete. Un esempio è di Silvestro Valier, doge della Repubblica di Venezia, vissuto dal 1694 al 1700. Apparteneva a una di quelle prestigiose famiglie veneziane e, come molti altri nobili del tempo, ha posseduto terreni a Zare e su qualche carta di quel tempo riporta degli immobili appunto di Valier. Un altro personaggio fu il conte Domenico di Velo, che verso la fine del 1800 fu proprietario, oltre che i terreni di Zare, anche della valle Miana Serraglia. La famiglia di Velo era conosciuta nel Veneto per i suoi possedimenti e la sua influenza. Queste figure illustri contribuivano alla gestione e allo sviluppo del territorio locale, lasciando un'impronta duratura in termini di cultura e organizzazione del paesaggio rurale. Come accennava prima il sindaco, il sito nasce, l'archeologico che abbiamo a Zare, nasce durante i lavori di riqualificazione ambientale e idraulica nel Parco delle Zare, rivelando tracce di un'area produttiva con abbondanti materiali ceramici. Il sito è databile all'era del bronzo, circa 3300 anni fa, nell'epoca in cui il territorio della pianura veneta era caratterizzato da villaggi, palafitticoli o insediamenti posti lungo i corsi d'acqua e aree umide. Gli scavi avrebbero restituito frammenti di ceramica, dei pezzi di concotto dalle sembianze di vasellame abbastanza grande. I frammenti di fondi sono abbastanza spessi, quelli ritrovati. Dalle misure fatte in laboratorio abbiamo una circonferenza di 70 cm, quindi dei contenitori per la raccolta sembra di sale e, come dicono gli archeologi, da ipotesi emerse.
Se così fosse, potrebbe essere uno dei primi centri di salina nella laguna, oltre ad avere avuto anche la produzione con forni per il vasellame, che molto probabilmente per trasportare sicuramente via acqua il prodotto. Gli archeologi dicono che è un'importante scoperta di questo sito produttivo per la zona di Giare, in linea a nord con Sant'Ilario Benedetto e a sud col complesso del santuario di Lova. Qualche anno fa, non lontano da questa zona, verso la Barena, erano stati trovati dei resti dell'età romana, ma non ci si aspettava quello che oggi hanno trovato gli archeologi. Cipi di contaminazione lagunare. Sono dei manufatti in pietra di terracotta, all'inizio di terracotta e poi in pietra d'Istria, che delimitano i confini della laguna di Venezia, stabiliti storicamente per proteggere l'equilibrio ambientale e il territorio dall'espansione agricola o edilizia. Furono istituiti in base al decreto del Senato veneziano del 1611, che stabiliva il confine lagunare per salvaguardare le aree lagunari dalla bonifica incontrollata. Il materiale è tipico dell'architettura veneziana. L'opera è stata realizzata completamente e finita proprio nel 1791-92 e portano incisi l'anno e il numero del cipo. Noi a Giare abbiamo ben 9 cipi, dal 92 al 100, dal numero 92 al numero 100. Questi cipi sono tutelati come beni culturali e ambientali e sono oggetto di interesse sia storico che turistico. Per questo si pensava, assieme all'Associazione Cavanisti, di istituire un gruppo di persone che si dedicassero al controllo e manutenzione dei cipi di Giare. Se ci venisse concessa l'opportunità di occuparsi della protezione e manutenzione dei cipi di contaminazione lagunare, potremo valorizzare ulteriormente questi importanti manufatti storici. Sarebbe possibile creare percorsi didattici e culturali per raccontare la storia e l'evoluzione di questi cipi, evidenziandone il ruolo cruciale nella gestione e salvaguardia dell'ambiente lagunare. Questo progetto non solo preserverebbe il patrimonio, ma promuoverebbe la conoscenza e l'interesse verso un elemento chiave della storia veneziana. E per chiudere voglio leggere un articoletto parlando delle cavane, e dopo finisco. Narrano le antiche cronache che verso l'anno 980 il benedettino Romualdo, in pellegrinaggio a San Marco, per venerare le spoglie del santo assieme al suo maestro spirituale l'eremita Marino, dimorò per qualche tempo in quest'isola, chiamata la Cavana de Muran, perché rifugio dei barcaioli diretti a Murano, allora disabitata e luogo ideale per la vita eremitica. E con questo io concludo. Vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie Giuliano. Grazie Giuliano. E dottoressa, ci racconti il libro. Siamo arrivati nel cuore della presentazione, quindi non aggiungo altro. Prego. Grazie e buongiorno a tutti. Che onore in questa sede così prestigiosa presentare il volume di Giuliano Rossato dedicato a una parte del territorio mirese, quella che, come abbiamo sentito, da sempre lui abita e alla quale ha già dedicato anche degli altri volumi, la frazione di Giare, in cui dagli inizi degli anni 90 sono state costruite le cavane, quelle come possiamo vederle oggi. Come già sentivamo dalla voce del presidente dei cavanisti Gianni Marchiori, l'intento con cui è stato scritto questo libro coincide con il desiderio di lasciare una traccia della lunga e complessa storia di gestazione del progetto per la realizzazione delle cavane. Per consegnare ai lettori che cosa? Uno strumento importante che noi possiamo riassumere fondamentalmente in 3 aspetti.
In primo luogo, come già dicevamo, che non si dimentichi, non si calpesti la storia del territorio mirese. In secondo luogo, perché non si smarriscano i tratti identitari, come l'appartenenza viscerale a Venezia di un'area che ha dei tratti particolari, in quanto si trova nei confini territoriali con Padova, ma è stata a lungo sotto la giurisdizione ecclesiastica della diocesi di Treviso. E in terzo luogo, altro motivo della scrittura di questo libro è perché si sia veramente consapevoli che ci troviamo di fronte a uno spazio fragile, affascinante quanto fragile. Infatti a Giare c'è un importantissimo ecosistema in cui si può osservare una preziosa biodiversità florofaunistica. E dunque ecco il libro che nasce anche con l'intento di responsabilizzare nei confronti dell'ambiente. Una responsabilità che forse un tempo era molto più attenta, più presente nelle persone. E quindi c'è un richiamo, una volontà di vigilare, perché, come è detto a pagina 44 del libro, degradare la laguna dei Padri non è solo un delitto ecologico, equivale a violentare una comunità nei suoi connotati profondi, significa amputare nella coscienza collettiva un riferimento vitale, comporta spaesamento e omologazione, perdita di ricchezza e originalità culturale e spirituale. Di questa fragilità ne è sempre stata ben consapevole la Repubblica, la Serenissima di Venezia, che a più riprese è intervenuta in quest'area. E a questo proposito mi piace ricordare, oltre, abbiamo già sentito, ai 9 cipi di contaminazione lagunare, a cui tra l'altro è dedicata un'importante sezione del libro, la testimonianza di Cristoforo Sabadino, un proto alle acque e ingegnere della Repubblica Veneziana, che nel 1400 usa la metafora del corpo umano per spiegare il delicatissimo equilibrio lagunare. Cito: a voler che questo corpo si conservi vivo, bello, sano e gagliardo, fa bisogno conservarlo tutto intiero, con tutti i suoi membri, sia interiori come esteriori, e darle il viver continuamente e di tenergli il fiato sano, buono e odorifero. Il cibo veramente suo debba essere l'acqua del mare salso, il quale lei ogni 6 ore lo riceve e lo tributa in altre 6 come patito, che è le crescenze dei crescenze del mare che per li porti van fuori ed entrano in quella. E perché un corpo che vive al fiato, così questa laguna ha il continuo motto dell'aere, causato dal flusso e riflusso dell'acqua salsa, che entrando e uscendo fuori per i canali di quella lo tiene in continuo motto e lo fa buono. L'approccio al tema delle cavane e dell'intera realtà ambientale da parte di Giuliano Rossato è già presente, è già dichiarato, e comunque l'abbiamo già sentito prima, è già presente nella prefazione a pagina 10. Non sono un competente in materia, non sono uno scrittore, ma una persona con qualche esperienza e voglia di scoprire il passato. Così, permettetemi, ho osato identificare Giuliano Rossato con il nuovo Cassiodoro, quello storico che durante la dominazione ostrogota di Teodorico nel VI secolo d.C. ha poeticamente immortalato la navigazione tra i canali di Callis Saltiana, l'antica Mira. Sentite infatti cosa scrive a pagina 139. Le acque quiete di Giare, accarezzate dalla luce dorata del sole, hanno visto danzare le barche come allegre farfalle all'orizzonte. La Madonna dei Cavanisti a illuminare il cammino, la processione ha seguito il ritmo gentile dei remi, portando con sé un'atmosfera di sacralità e gioia. Rossato racconta, ricorda, raccoglie dati. Affonda la forza della scrittura sia nello studio che nell'esperienza pratica
teorica e abbraccia il suo lettore sin dalla prima pagina, invitandolo, creandogli intorno un'atmosfera. Lo invita alla lettura cullandolo con la musica. E infatti subito all'inizio troviamo un QR code che una volta scannerizzato noi già entriamo in questa coperta, in questo abbraccio musicale. Così cullati anche dalla musica noi riusciamo a cogliere ancora meglio i dati tecnici e i rilievi, le voci, i ricordi, le suggestioni che affiorano. Ci sono tante interviste agli abitanti antichi e nuovi del luogo, ai cavanisti vecchi e nuovi, e insieme si mescolano sia descrizioni molto rigorose sia descrizioni appassionate che riportano dei brandelli di vita di chi ha vissuto il territorio e di chi lo vive oggi, sotto vari aspetti: chi da coltivatore, chi da pescatore, chi da cacciatore, chi da manutentore, chi da abitante. Insomma, vengono raccontati i sogni e le aspettative. E basta proprio aprire il libro e sin dalle prime pagine è chiaro questo intreccio di dati oggettivi e di suggestioni. E questo traspare non solo dalle parole dello scrittore Giuliano Rossato, ma anche dall'introduzione che è presente nel libro di Gianni Marchiori, il presidente dei Cavanisti, e anche del vice sindaco Gabriele Bolzoni. Subito insieme tutti mettono ricordi e descrizioni del territorio, un territorio difficile, l'abbiamo sentito prima, che non sempre è stato così facilmente praticabile come è oggi. L'opera è articolata in più capitoli, ciascuno dei quali è corredato da una sezione documentaria fotografica, interessante per la ritrattistica di luoghi che magari siamo soliti frequentare, ma che non guardiamo con occhi innamorati, e molte di queste fotografie le vediamo scorrere alle mie spalle, e insieme c'è anche una sezione cartografica. È una sezione molto importante, preziosa, uno strumento prezioso, frutto di ricerche di archivio. Allora, dicevo, l'opera è articolata in più capitoli. C'è quello dedicato alla storia del territorio, in cui insistono le cavane, e ce l'ha appena descritta Giuliano Rossato, questi luoghi di interesse importante anche dell'ultimo periodo a livello archeologico, per gli scavi del Neolitico, sia per gli scavi del monastero di Sant'Ilario e San Benedetto, che con la sua storia insieme ci portano proprio a toccare le origini. Come dice qualche archeologo, proprio ci sono le origini, il cardine, i punti cardine della Venezia. Quindi è un rapporto con il territorio e con la Repubblica importantissimo. C'è poi anche il capitolo dedicato alla riflessione sulla fragilità del territorio, con la documentazione di quanto è avvenuto, per esempio, con l'alluvione del 1966, a cui fa da specchio tutta la parte dedicata alla posa dei pali per arginare il moto ondoso. Poi c'è un bel excursus dedicato alle valli da pesca, quelle che vanno da Giare a Lova, con le loro chiusure. E interessante poi lo spazio dedicato alle attività di Barena, come la pesca e la caccia, a cominciare dall'uso dell'arco o dalla postazione nelle botti. E poi come tralasciare il fiore all'occhiello delle attività attuali, prodotti in cui Giare è molto fiera in questo ultimo periodo: il miele e la coltivazione dell'asparago. E infine eccoci alle cavane, l'argomento per cui oggi siamo qua. Le cavane fanno un po' da fil rouge sottile in tutta l'opera, ma troviamo degli approfondimenti specifici nella sezione che va da pagina 43 e in quella che va da pagina 87. C'è proprio quella storia antica, e Giuliano Rossato nel lasciarmi la parola già introduceva questo, quanto era stato nella Cavana de Muran, no?
con Romualdo. E quindi questa realtà di ricovero di sampi, di remi in un capanno, mentre le barche, poche, erano coperte da lamierini. Il territorio cambia aspetto negli anni 70 con l'inizio di uno stazionamento massivo di imbarcazioni da laguna, di patane, le barche, quelle locali con i fondali, cofani, sandali dei cacciatori e dei pescatori locali. Le imbarcazioni vengono protette e custodite alla meno peggio con strutture provvisorie, non autorizzate, sottolineo, realizzate con materiali di recupero, materiali più disparati. E il tutto capiamo bene come potesse conferire al luogo un aspetto poco armonioso, aggravato dal degrado derivante dall'abbandono delle immondizie, lo sottolineava prima anche il sindaco Marco Dori. C'era un argine malconcio e maltrattato proprio a causa della presenza di tutte queste immondizie, e a questo c'era poi anche l'aggravio delle squasse di ritorno che arrivavano dalla laguna. Questa realtà così malpresa diventerà rilevante per l'opinione pubblica e per le amministrazioni locali a metà degli anni '80, quando da un lato i fatti di cronaca mostreranno che la località era divenuta uno snodo importante della Mala del Brenta. Qui avveniva lo smistamento di armi e di droga nell'asse tra Jugoslavia e Padova. E dall'altro diventa importante per l'opinione pubblica quando il magistrato alle acque vede la necessità urgente di riparare gli argini di alcuni canali, di alzarli per salvaguardare il territorio dalle maree e dalle inondazioni, e intima così al comune di Mira di sgombrare e abbattere le vecchie cavane abusive. Il rischio era che una volta abbattute queste cavane, spostato tutto, non si potesse più ricostruire nulla. E allora arriviamo così al 7 maggio 1991, giorno in cui è stato depositato il primo statuto dell'Associazione dei Cavanisti di Mira, con 18 fondatori firmatari. E a questa poi è seguita un'altra nuova fondazione, l'Associazione Cavanisti, nel 93, con a capo Giacomo Tognato. E poi, da questi 18 soci originari, la situazione migliorerà di passo in passo fino a superare i 1000 soci attuali. Nel libro è proprio ben spiegato il motivo per cui questa associazione è stata costruita. Sono documentate le speranze, le diffide, le difficoltà che vengono incontrate a diversi livelli, da quello territoriale a quello organizzativo. E interessantissima è proprio la sezione dedicata alle diverse figure dei presidenti, dei 3 presidenti che si sono susseguite nel corso degli anni dall'amministrazione. Il primo, dicevo, è Giacomo Tognato, che presiede l'associazione dal 91 al 99, che ottiene il permesso di costruire le cavane impegnandosi in prima persona a demolirle nel caso in cui queste avessero avuto un impatto ambientale troppo forte. Ed è tutto documentato il suo scontro con Stefano Boato, che temeva appunto l'impatto ambientale. Dunque Giacomo Tognato ha posto le basi dell'associazione mettendoci la faccia, giocandosela in prima persona. A lui nel 99 segue Renzo D'Aré, che avvia tra l'altro un'operazione pionieristica, un progetto di riproduzione dei vermi per salvaguardare i fondali lagunari, evitando di perforare per cercare i vermi per la pesca. E poi, da ultimo, dal 2011, Gianni Marchiori, che abbiamo sentito aver spostato l'attenzione su iniziative per il sociale, che si attiva per raccogliere ed evolvere fondi per aiutare chi è stato per esempio colpito dal tornado, o creando iniziative con associazioni, collaborando con associazioni
e cooperative. E quindi ora, come avete sentito prima, c'è proprio questo intento di salvaguardare il territorio, di porre attenzione alla cultura, ecco il rapporto con le scuole, di incentivare il sociale, ecco la visita e il rapporto con le cooperative, e di lavorare per l'innovazione pur nel rispetto della tradizione, con la costruzione per esempio di un capitello mariano, abbiamo sentito parlare della Madonna dei Cavanisti, per la benedizione dei naviganti. Tutti questi aspetti allora raccontano di un grande senso di appartenenza al territorio da parte dell'Associazione dei Cavanisti. Abbiamo già sentito, ma li riprendo perché sono presenti nel libro, i progetti per il futuro, che vanno proprio in direzione di una consapevolezza della bellezza del territorio per riappropriarsene e valorizzarla. L'abbiamo sentito, l'idea di prendere in mano, di custodire, di pulire e custodire i nuovi cippi di conterminazione lagunare. E poi soprattutto rendere sempre più orgogliosi i cavanisti e i fruitori degli argini del territorio, per renderli orgogliosi, attenti alle iniziative, perché è bello sentirsi partecipi della ricchezza umana e del patrimonio di questa terra che è così ricca di storia. Dunque l'invito dell'intera opera è quella di richiamare a vigilare, perché come abbiamo già detto, degradare la laguna dei padri non è solo un delitto ecologico, proprio come ci aveva già raccomandato nel 1400 Cristoforo Sabbadino nella Venezia della Serenissima. Grazie. Grazie dottoressa, grazie anche per questo momento anche emozionante mentre raccontava, che ci ha fatto un po' anche viaggiare con la mente in quelle che sono state storie anche recenti, storie anche di cronaca che in qualche modo positive e negative hanno caratterizzato parte della nostra regione, del territorio mirese, della Riviera del Brenta. Io chiederei alla vicepresidente del Consiglio di portarci i saluti della Presidenza del Consiglio regionale. Prego, consigliera Zottis. Piano, senza farti male. Beh, intanto sono io a ringraziare voi e a ringraziare chiaramente il consigliere Montanariello per l'iniziativa. Io vi ringrazio perché intanto è stato molto interessante, come ha già detto il mio collega, ma interessante perché avete toccato alcune, secondo me, termini che dovrebbero far riflettere la mente e il cuore, quali sono l'aspetto della bellezza, l'aspetto della fragilità insieme, definendo il libro opera. E secondo me è un aspetto molto significativo di dove dovremmo andare. In qualche modo è un insieme di storie, ma di realtà, per riuscire a trasmetterci, e quindi diffondiamo la conoscenza del libro anche secondo me all'interno del Consiglio, la consapevolezza, che è il primo elemento per capire dove investire. Giustamente voi avete identificato all'inizio, abbiamo sentito subito il progetto dei cippi, però poi nella descrizione c'è anche altro che porta poi e riporta, se vogliamo, anche alla questione dei cippi. E quindi nel portare il saluto sono particolarmente contenta di essere riuscita a rimanere fino alla fine, dopo scappo di sopra, perché mi sono ritornate in mente un po' alcune priorità che dovremo porci poi quando fra un po' saremo anche in manovra di bilancio, quando andiamo a definire gli investimenti che mettiamo anche come prioritari, e tra questi c'è sicuramente la conservazione del paesaggio, ma non come elemento per cui c'è qualcuno che ci tiene, ma perché da quello parte anche la nostra vita, e nel recupero in qualche modo delle identità storiche riparte anche il dire vogliamo dare una prospettiva e anche una vita migliore a chi verrà dopo di noi, dal rispetto da una parte e dalla crescita dall'altra, che parte sempre però dal considerare che camminiamo sulla laguna, ma non solo, anche nei territori contermini, in qualcosa di fragile che se non conosciamo rischiamo di danneggiare, e nel momento in cui l'abbiamo danneggiato difficile tornare indietro. Quindi un grazie di cuore, una buona giornata a tutti e un buon lavoro. Grazie, a presto. Grazie alla vicepresidente Zottis, tra l'altro persona molto attenta a quella parte del territorio, essendo lei appunto una rappresentante della provincia di Venezia in Consiglio regionale, quindi vale doppia l'attenzione in questo caso.
Io chiuderei, siamo arrivati con i tempi quasi perfetti alla chiusura, chiuderei la presentazione, chiuderei la diretta. Vorrei ringraziare ancora una volta il sindaco di Mira per essere venuto qui oggi a portare i saluti. È un'esperienza importante di un territorio che, come abbiamo visto, è centrale in tutta la vicenda. Vorrei ringraziare l'associazione dei cavanisti e vorrei ringraziare Giuliano e la dottoressa Patrizia per la loro presentazione, che credo sia, per chi conosce e non quella parte del territorio, un elemento qualificante molto importante anche nella storia abbiamo visto, di chi non vive direttamente a Giare, ma come la storia di Giare e di Mira è stata, è diventata e ha caratterizzato la storia di tutta la provincia e ha dato in qualche modo anche quegli input che dopo nel corso della storia sono riusciti anche a portarci a quella che dopo è diventata la Venezia che conosciamo, la Mira che conosciamo e la Laguna che conosciamo. Quindi grazie a tutti.